di Positano News. Stasera niente di meno che in anteprima nazionale abbiamo qui alla libreria Tasso a Sorrento Pino Imperatore. Hai detto buonasera, sì. L'ho detto, come non potrei dire buonasera quando abbiamo Pino Imperatore, il re dell'umorismo, quello che ha creato l'idea della cultura umoristica letteraria in Italia, è qui con noi per il nuovo libro. Premio Massimo Troisi. Se ci mettiamo a dire i premi e i riconoscimenti non la finiamo più, non ce la facciamo nel tempo del web. Sì. Ma io voglio chiedere a Angie Caffiero a ottenere questo, a ottenere Pino Imperatore qui per la prima volta in Italia col suo libro. Questa scuola non è un albergo, è uscito ieri, l'abbiamo trasmesso. No, oggi è uscito, no? Oggi esce. Ieri è arrivato il pacco, fresco di stampa, e ce l'abbiamo qui a Sorrento, l'anteprima nazionale. Come hai fatto? Qual è la tua arma di seduzione? La mia arma che l'ho minacciato perché ho detto tu vieni a Sorrento, io sono l'unica di Sorrento che ha avuto il piacere di seguire il suo corso di umoristica nel 2006, quindi 9 anni fa. Cosa consiste questo corso? Se vuoi imparare a scrivere come scrive Zio Pino, segui il suo corso. Benissimo, questo è un buon consiglio. Chiediamo a Pino come ha fatto a creare questa cultura dell'umorismo in Italia. Pensavo come ha fatto lei a convincermi. Si è incatenato per un mese sotto casa mia. Ho minacciato il digiuno. Ma ad Aversa? Sappiamo che tu vivi ad Aversa, ti sei incatenata ad Aversa. E ho minacciato il digiuno, guarda che è una cosa seria. Peraltro Pino Imperatore è nato a Milano, no? Questa è una cosa veramente curiosa per quello che poi è diventato il simbolo della napoletanità. No, e dici, seriamente, come hai fatto ad avere l'intuizione di creare questa cultura umoristica che prima di te era affidata un po' al caso, no? Invece tu hai fatto veramente una scuola, hai creato una scuola. È nata l'idea nell'estate del 2001 dopo che ho vinto il premio Massimo Troisi, perché mi stavo chiedendo da tempo perché Napoli non avesse un laboratorio, una scuola di scrittura comico-umoristica, visto che la città più comica nemmeno d'Italia, del mondo secondo me. Quindi un'idea molto semplice, abbiamo messo in piedi l'iniziativa quell'anno, quell'estate, siamo partiti poi nell'autunno e da lì è stato tutto un crescendo di successo. Possiamo fare anche nomi illustri che hanno seguito il laboratorio. Maurizio De Giovanni. Certo. Maurizio è nato con noi come scrittore, la cosa ci fa molto piacere, un motivo di grande orgoglio. E poi c'è questa unione di napoletani, talenti napoletani, perché i tuoi testi sono diventati poi commedia con Alessandro Siani e Paolo Cagliazzo, quindi questi grandi nomi della napoletanità, questo nuovo sentire napoletano che viene fuori proprio grazie ai tuoi testi. E secondo te anche questa scuola non è un albergo, ha le basi per poter diventare come la saga degli Esposti? Spero di sì, le caratteristiche ci sono. Forse per una fiction, forse per un film, non lo so, io per mai voglio godere questo momento. Ci sta anche un seguito comunque, ci starebbe Eccoci qua. Lei è? Sono Felicia. Lei è Felicia? Un'avvocatessa? Lei è un'avvocatessa? No. Ci sono i fans che chiamano a gran voce il nostro amico e quindi però bisogna dire che il laboratorio di Pino posso fare una domanda? Ma come mai poi è finito il premio Massimo Troisi? Un grande successo? No. Vabbè, ci sono conflitti di carattere amministrativo e fiscale, diciamo. Napoli può risorgere, Pino? Ma Napoli con la cultura, con l'umorismo. Napoli non è mai morta dal mio punto di vista, non è mai risorta perché appunto non è mai morta. Forse l'abbiamo capito. Era un po' provocatoria la mia domanda. Sì, certo, ieri ci sono stati i quartieri spagnoli e vive un'atmosfera unica. Sì. Volevo fare una considerazione sul laboratorio che ho avuto il piacere di seguire. Che abbiamo 2 minuti. Sì, 2 minuti, lascia uniti tutti quelli che l'hanno seguito, quelli dei corsi successivi, quelli dei prossimi, il punto di riferimento è lui e comunque quando si scrive, quando qualcuno pubblica siamo tutti con loro, sempre. C'è un grande pubblico che noi adesso non riprendiamo, lo riprendiamo dopo. Sì, lo lasciamo all'amore dei suoi fans. E questa è un'intervista un po' naif, Pino. Noi io e Carlo siamo innamorati artisticamente. Grazie. Ci divertiremo. Grazie a tutti. Ciao, grazie Angie. Ciao Carlo. Ciao Pino. Felicia.